Michela Giacchetto, psicologa psicoterapeuta e responsabile del programma tossicodipendenti della comunità San Francesco di Monselice. Allora, oggi diciamo che ringrazio il dottor Leopoldo Grosso perché ha un po' introdotto quello che poi è il lavoro della comunità e che è un po' quello che ho pensato assieme anche ai colleghi della comunità San Francesco di proporvi, cioè di farvi vedere, di farvi conoscere quello che in qualche modo noi proponiamo ai nostri ospiti e quello che facciamo ogni giorno, 365 giorni l'anno, tranne quando siamo in ferie, anche se lavoriamo anche quando siamo in ferie, perché il pensiero sui ragazzi, sulle persone c'è sempre, anche quando sei a casa tua. Allora, la comunità San Francesco è una comunità che è nata 36 anni fa, per volere di alcuni frati francescani minori conventuali, di cui uno è anche presente, che è il nostro direttore, il padre Danilo, e diciamo che è nata come realtà di accoglienza, realtà francescana, che poi negli anni è cresciuta e si è evoluta, ha permesso, anche attraverso l'incontro col professor Udolin, fondatore un po' del club degli alcolisti in trattamento, e quindi di sposare anche una filosofia che si univa tra la filosofia francescana e la filosofia udoliniana. C'è stato questo incontro di pensiero, di progetti, di intenzioni che ha fatto sì che poi la comunità diventasse gradualmente nel corso di questi 36 anni quello che è oggi, una comunità terapeutica che vede 4 programmi, di cui 2 specialistici, quindi un programma madre-bambino, programma alcol dipendenti, un programma tossicodipendenti categoria B e un programma di reinserimento sociale lavorativo. I programmi ovviamente hanno durate diverse perché sono in qualche modo ancorati anche a un tipo di lavoro differenziato, per cui il programma tossicodipendenti che io in qualche modo appunto dirigo è un programma della durata di 12 mesi, anche se stiamo adesso lavorando con pazienti cocainomani con programmi più brevi, 6, 8, 9 mesi. Un po' l'esperienza ci dice che 6 mesi sono pochi, perché generalmente la crisi, il craving nella persona che fa uso di cocaina avviene attorno al 4º, 5º, 6º mese. Per cui lì c'è la crisi e lì c'è la necessità quindi di prolungare molto spesso il percorso terapeutico di qualche altro mese. Ci sono anche persone che poi prolungano anche con un reinserimento sociale lavorativo. Rispetto invece al percorso per gli alcol dipendenti, il programma è un po' più breve, è un programma di 3-6 mesi, con possibilità poi eventualmente di riprendere qualora ci fossero delle ricadute o delle ripercussioni, e con un invio al territorio. Lo dico adesso anche se poi c'è una slide. Credo sia, prima si è detto bene, la comunità fa parte di un anello, di una catena terapeutica che avviene in un certo momento, è una parentesi, ha un inizio e ha una fine, ha un obiettivo. Io vedo la comunità come una palestra che permette ai ragazzi di fare un'esperienza, però è fondamentale che ci sia il prima e che ci sia il dopo, ed è vero che già nella fase di preingresso in una comunità vi è la valutazione di quello che sarà il dopo. Finito il programma, che si fa con questa persona, che progetto c'è, che reinserimento ci sarà, che risorse abbiamo. Quindi questo va costruito prima, durante e nelle fasi poi di dimissione del paziente, e va costruito in base alle risorse che ci sono all'interno della comunità, all'interno della rete, della famiglia e anche del servizio che conosce molto bene la persona che invia. Il programma Madre Bambino è un programma di 24 mesi, è il programma più lungo che abbiamo in comunità per ovvie ragioni, perché è un programma che richiede di lavorare su 2 importanti nuclei, il nucleo della tossicodipendenza e il nucleo della genitorialità, per cui accogliamo donne tossicodipendenti o alcoldipendenti con figli minori che vivono in comunità. Il programma di reinserimento sociale e lavorativo è un programma che viene in coda ai programmi intensivi e che ha ovviamente come obiettivo quello di accompagnare l'ospite, la persona, a reinserirsi gradualmente nel proprio territorio, a fare un'esperienza di reinserimento nel nostro territorio. Si è detto prima bene, 10 anni fa, 15 anni fa, le risorse anche economiche dei territori, delle comunità erano
diverse, per cui c'era la possibilità anche di permettere ad alcuni ospiti di fare reinserimenti molto lunghi, di dare opportunità lavorative e quant'altro. Negli ultimi anni questo è stato molto più difficile, per cui già recuperare una borsa lavoro, permettere a un ragazzo di fare delle esperienze diventa complesso, anche se insomma continuiamo in qualche modo a farlo. Allora, i programmi terapeutici fanno riferimento un po' a un modello sistemico ecologico familiare. All'interno di questa cornice sostanzialmente noi riteniamo che sia fondamentale lavorare e con l'ospite e con la famiglia, per cui il nostro intervento permette, diciamo, di non separare l'ospite dalla famiglia, ma di accogliere entrambi. Ovviamente l'ospite all'interno di un percorso più intensivo, più strutturato, la famiglia all'interno di contenitori preposti per i familiari. Però la famiglia entra in comunità dal pre-ingresso e saluta la comunità quando saluta l'ospite, quindi fa parte del percorso terapeutico ed è un target di intervento, esattamente come la persona residente. All'interno l'idea della comunità è che la persona possa in qualche modo, cioè lo scopo della comunità non è quello di allontanare la persona dalla sostanza, quindi di mantenere solo l'astinenza, ma lo scopo è quello di proporre un cambiamento dello stile di vita. Cambiare lo stile di vita è una cosa molto più complessa. Paradossalmente è più facile stare astinente per un certo periodo dall'uso di sostanze che non cambiare stili, modalità comportamentali, relazionali, emozioni, imparare a gestire delle emozioni che non sono in grado molto spesso di gestire, ma neanche di riconoscere, costruire relazioni significative. Questo per noi è cambiare uno stile di vita e su questo poi cercare di portarlo avanti nel tempo, motivo per cui il percorso comunitario richiede un tempo che non può essere un tempo breve. Io non credo personalmente negli interventi brevi, le cliniche, il modello americano, sei riabilitato in 40 giorni, non ci credo, perché ritengo che le persone tossicodipendenti abbiano delle fratture, abbiano delle sofferenze legate ai propri legami di attaccamento, legate ai propri vissuti emotivi che necessitano di un tempo che accolga questa frammentazione, che accolga questa sofferenza e che permetta un po' di crescere. Penso sempre ai bambini e a quanto tempo ha bisogno un bambino per potersi sentire sicuro, per potersi fidare, per poter costruire una relazione. Una relazione non si costruisce in 2 giorni. In un anno vedi qualcosa. I primi 3 mesi sono di osservazione. I nostri ospiti i primi 3 mesi ci osservano e cercano di capire se possono fidarsi di noi. Dal 4° o 5° mese forse cominciano a dire forse di qualcuno posso fidarmi e quindi posso iniziare ad aprirmi, a raccontare qualcosa di me. Per cui ci regalano, uso il termine regalo perché voglio pensare in positivo, ci donano molte delle loro sofferenze, molti dei loro traumi, molte delle loro frammentazioni. L'equipe è un'equipe che vede i frati assieme alle figure professionali, in comunità lavorano psicologi, psicoterapeuti, educatori, operatori, infermieri, abbiamo uno psichiatra in consulenza, volontari, giovani del territorio, persone che, comprese le famiglie, costituiscono insieme, tutti insieme, ognuno per le proprie competenze, quindi per le proprie aree di intervento, un insieme educante. Ci piace pensare che la comunità è un insieme educante di persone che sono in relazione tra loro e che accompagnano, ognuno per la sua area di competenza, all'interno del quale l'obiettivo è quello di cercare di costruire delle relazioni autentiche, asimmetriche, che permettano di costruire una relazione di fiducia e cambiamento. Questo è un po' l'obiettivo. Non vi spiego che cos'è la tossicodipendenza perché insomma penso che la sappiate molto bene tutti quanti, però mi interessa porvi alcuni dati un po' su cui riflettavamo rispetto alla nostra utenza. Da un punto di vista psicopatologico abbiamo osservato, soprattutto negli inserimenti degli ultimi anni, come le persone che vengono inviate al servizio siano per il 90% utenti con un disturbo di personalità, il che sottolinea ancora la necessità di fare un progetto a lungo termine, perché lavorare con una persona che ha un disturbo di personalità
richiede un tempo molto più lungo, anche al di là poi dell'uso o non uso della sostanza. Di questi generalmente personalità che rientrano nei cluster B e C. E un altro aspetto interessante che abbiamo visto è che il 40% dei nostri ospiti, che coincide, fatalità, con gli assuntori di cocaina, alcol e cocaina, hanno problemi nelle funzioni cognitive superiori, in particolar modo a livello del lobo frontale e prefrontale. Questo ovviamente complica da un certo punto di vista l'intervento anche terapeutico, perché ci sono queste persone che hanno delle difficoltà anche nei processi proprio di memoria, di controllo, di pianificazione e che richiedono quindi degli interventi che tengano conto anche di questi deficit neurocognitivi. Per 2 anni in comunità abbiamo avuto una specializzanda dell'università che ha condotto un po' alcune ricerche all'interno della nostra comunità con i nostri ragazzi, che ha lavorato proprio sulla neuropsicologia e in qualche modo potenziamento neurocognitivo di questi pazienti che risultavano avere grosse difficoltà sia nelle abilità di problem solving sia nelle abilità proprio anche di pianificazione, cose che per noi sembrano banali e semplici, ma in realtà non è così. Da dove parto? Parto prima da A, B e C, oppure parto da C e dallo stesso poi arrivo a A in maniera molto confusiva? Problemi di memoria, di organizzazione anche del pensiero molto disregolato, per cui è necessario sempre di più, secondo me, avere un occhio attento e specialistico anche a quella che è l'evoluzione della tossicodipendenza, a quello che sono le persone tossicodipendenti di oggi, che sono diversi da quelli che erano magari 20 anni fa. Quando ci arriva un eroinomane puro, noi esultiamo, perché sappiamo che almeno abbiamo risolto una piccola parte, non avrà problemi a livello neurocognitivo. Le persone che fanno uso di cocaina, che sembrano essere quelli più adattati, perché magari lavorano, perché padri di famiglia, perché con un funzionamento, una rete sociale adeguata, sono quelli molto spesso che hanno più difficoltà, a cui vengono molte volte proposti programmi più brevi. Allora, il lavoro terapeutico si basa sostanzialmente su 3 pilastri: la relazione come strumento di cambiamento. Non può esserci un cambiamento se non c'è una relazione, non ci può essere una crescita se non c'è una sofferenza. Questo è quello che noi pensiamo. La relazione è l'unico strumento attraverso il quale la persona ti dona un po' della sua sofferenza, si apre, si affida e ti permette di poter lavorare in un'interazione con lui. Poi vi spiego meglio anche cosa intendo. Cerco di accorciare. Il lavoro con la famiglia e con la rete sociale. Riteniamo appunto che la famiglia sia all'origine, c'era prima, c'era all'inizio e ci sarà dopo la comunità. Non tutte le famiglie sono delle risorse, alcune famiglie sono molto psicopatologiche, per cui sappiamo già che si fa un tentativo di contenimento anche della famiglia, sapendo che molto spesso non avremmo grandi risultati, però devo dire, sarà forse per il target che abbiamo, per cui di persone giovani, la maggior parte dei nostri ospiti ha la famiglia che partecipa, con tutti i limiti che queste famiglie hanno, ma riteniamo che sia più utile lavorare con loro piuttosto che estrometterli e poi ritrovarceli collusivi o alleati del figlio contro la comunità, è importante insomma che facciano anche loro, per quello che è possibile, un lavoro di tipo educativo e terapeutico a volte, quando è possibile, quando è necessario. L'ultimo pilastro è l'esperienza, un po' il processo, il modello che utilizziamo è quello di partire dall'imparare attraverso il fare, quindi fare esperienza. La comunità ha questo obiettivo, far fare agli ospiti un'esperienza che possa lasciare loro, permettere a loro un cambiamento. Sulla relazione, la persona tossicodipendente viene da esperienze relazionali fallimentari, su questo credo siamo tutti d'accordo. Io dico sempre non si usano le sostanze a caso, si usano le sostanze perché la sostanza è il miglior anestetico emotivo. Se io non voglio sentire nessuna emozione, perché ne ho paura o perché l'emozione mi fa provare delle cose che non so gestire, mi anestetizzo. La sostanza è per eccellenza il miglior anestetico. Paura, sfiducia, abuso, ambivalenza, invalidazione, sono persone che sono state costantemente invalidate dalle persone di riferimento, dalle persone significative, persone che a volte hanno subito il distacco, l'abbandono, un'inibizione alle emozioni, una frammentazione e l'isolamento.
Perché una relazione sia efficace, o perlomeno perché una relazione sia strumento di cambiamento, deve essere autentica, asimmetrica, non siamo gli amici dei nostri ospiti, ma siamo in una posizione educativa, terapeutica, diversa dalla loro. Dobbiamo essere accettanti e non invalidanti, altrimenti riproponiamo lo stesso modello che già conoscono molto bene e che crea in loro una serie di fratture e di difficoltà. Empatici e sintonizzati sulle emozioni. Mi è piaciuto molto l'intervento del dottor Margutti, perché credo molto che i giochi si costruiscano nel legame di attaccamento e poi nella capacità di esternare, dare voce, accettare le proprie emozioni, i propri vissuti emotivi. Non è una cosa semplice da fare e credo che molte anche delle attività proposte in comunità abbiano un po' questo scopo, no? Di far vivere delle emozioni, di far fare delle esperienze di impatto emotivo e poi di aiutare i ragazzi ad esternare quello che succede loro ed accompagnarli anche in una classificazione, in una rivalutazione. La comunità rappresenta una base sicura, per tornare un po' al discorso che si è fatto prima, che deve consentire alla persona di fidarsi, aprirsi e affidare i propri vissuti emotivi e le proprie angosce. Un'attività che si fa in comunità è la storia del genogramma, che permette, che viene fatto in gruppo, perché la comunità ha una matrice gruppale, quindi si lavora in gruppo, ospiti e famiglie, quindi i gruppi per le famiglie sono rivolte anche sono organizzati anche con il coinvolgimento degli ospiti, non lavoriamo in maniera divisa, ma lavoriamo in maniera sinergica, insieme, sistemica, dove possa raccontare anche la sua storia di vita e dove possa elaborare anche alcune delle ferite ricevute nella sua storia di vita. L'altra, come vi dicevo, la famiglia partecipa a 2 gruppi, il gruppo accoglienza che avviene tutte le settimane, che è un gruppo appunto dove si condividono gli obiettivi terapeutici e si comincia il coinvolgimento attivo nel programma, e il gruppo multifamiliare che invece avviene ogni 15 giorni ed è un gruppo che lavora un po' di più sulla consapevolezza e l'apprendimento di anche strategie che il genitore può in qualche modo utilizzare poi nella sua relazione col figlio, permette anche ai genitori di poter parlare con i propri figli. A questo poi si associano dei colloqui familiari periodici in cui o si affrontano alcuni temi oppure l'intervento. La comunità ha un confine, ha uno spazio, un tempo che è contenitivo. Mi viene quasi da paragonarlo a un utero che permette, che avvolge, che permette alla persona di stare lì, che in qualche modo la protegge, la toglie da quello che c'era prima, che in qualche modo la sollecitava. È un utero aperto, non è un utero chiuso, nel senso che i cancelli sono aperti, non è un carcere, per cui è accogliente, quindi permette alla famiglia, per esempio di origine, o a figure significative per quell'ospite, di poter entrare in comunità. Ovviamente non agli amici di merende, passatemi il termine. Quindi l'ospite e la famiglia fa parte di questo percorso terapeutico e può fare l'esperienza relazionale e di apprendimento all'interno della comunità. L'ultimo pilastro è quello dell'esperienza, nel senso che l'esperienza è saper collegare ciò che si sperimenta tutti i giorni nel contesto della comunità, nella vita quotidiana, e di in qualche modo collegarlo a quelle che sono le competenze maturate, riscoperte. Molti dei nostri ospiti hanno competenze, hanno risorse, bisogna lavorare per fargliele emergere, per fargliele riconoscere. Lavoriamo sui punti di forza, consapevolezza sulle proprie fragilità e lavoro sui punti di forza attraverso il fare, perché questo è quello che gli permette poi di costruire una relazione, di costruire dalla vicinanza una relazione più profonda e anche di come si può dire, costruire un'immagine di loro stessi diversa da quella con cui entrano, dove hanno fallito, dove sono degli incapaci, dove non sono riusciti a fare nulla di buono. Quindi la capacità proprio utilizziamo molto la parola zona di comfort, perché la zona di comfort è quella zona che ognuno di noi ha, più o meno funzionale, dove sta comodo, dove sta bene. E quando si usano sostanze, sebbene la sostanza abbia un potere, come si può dire, autolesivo, rappresenta però una zona di comfort. Nel momento in cui io esco dalla mia zona di abitudine, che mi dà una finta sicurezza, provo delle emozioni, generalmente la paura. E per non entrare nella zona di panico, cioè nella zona di terribile paura che mi riporta a rientrare immediatamente nelle vecchie abitudini, devo stare nella terra di mezzo, dove posso tollerare un po' di paura, ma posso continuare a fare l'esperienza.
Questo molto spesso la usano nell'ipoeducazione, che è una delle attività che utilizziamo anche con i cavalli, che è appunto una tecnica, un'attività relazionale, e in tutto quello che si fa quotidianamente, okay? Dall'ergoterapia ai gruppi, alle attività sportive al tempo libero, tutte le attività vengono fatte con gli operatori, tranne ovviamente i colloqui psicologici, psicoterapeutici, di gruppo o di individuali, che invece vengono poi svolti ovviamente dal terapeuta. Concludo dicendo che un valore importante, un valore aggiunto, un valore molto significativo che la comunità San Francesco ha è la presenza dei frati. I frati sono operatori di comunità, per cui lavorano con noi, hanno una formazione anche di questo tipo, ma rappresentano proprio l'esperienza spirituale, nel senso anche antropologico del termine, quindi non spirituale in quanto eccessivamente, come si può dire, clericale, ma spirituale, di accoglienza dell'essere umano per quello che è. E credo che questo sia, perché l'ho visto, insomma, un qualcosa che aiuta la persona ad entrare in una relazione più profonda, ma anche ad aprirsi, a provare un senso di fiducia. Il discorso della circolarità, gli interventi devono essere circolari, quindi deve essere fatta una rete con il territorio. Per noi rete col territorio è anche quello di far fare delle esperienze esterne alla comunità, volontariato sociale, esperienze all'interno di altre realtà, che permetta sempre ai ragazzi di poter costruire un qualcosa, un'idea di loro diversa, ma anche un'esperienza emotiva diversa. Ho concluso. Questa era una frase che ci piaceva, che è una frase scritta, insomma, suggerita da Darwin, che dice: non è la specie più forte a sopravvivere e nemmeno la più intelligente. Sopravvive la specie più predisposta al cambiamento. Credo che l'obiettivo della comunità sia aiutare le persone verso, portare, accompagnare le persone verso un cambiamento. Non sappiamo quale sarà, però verso una qualche forma di cambiamento. Questa è un'immagine di un laboratorio che avevamo fatto, di un progetto Legami, in cui portavamo i ragazzi in montagna ad arrampicare. E questa mi piaceva perché guarda all'orizzonte, guarda un po' il futuro e a quello che hai dopo, comunità, che è un momento importantissimo. Basta, grazie.